Amici, un cordiale buongiorno vi giunge dal sottoscritto Cleo. Eccoci qua per un nuovo oroscopo del giorno venerdì 5 giugno 2020. Prima di andare con la lettura dell'oroscopo volevo ricordare per tutti voi che volete magari una consulenza di cartomanzia in privato, in forma privata, potete tranquillamente contattare i numeri che vedete sovraimpresso nello scrollo ed prenotare una consulenza nel privato. Il costo è di 30 euro. Mentre per tutti quelli che hanno un'esigenza di un ritorno d'amore, un legamento d'amore, o meglio le persone che hanno rotto sentimentalmente e vogliono far tornare il loro innamorato in solo 35, massimo 40 giorni, io sono qui a vostra disposizione. Chiamate i numeri in sovraimpresso nello scrollo, mi raccontate la vostra storia d'amore, di quello che è successo, e io, dopo aver analizzato il tutto, vi dirò come è possibile fare in modo di farlo impazzire per voi. Bene, allora andiamo con la lettura del giorno venerdì 5 giugno 2020 e si parte con il segno dell'Ariete. In questo periodo state pensando di più ai vostri sogni e li state eseguendo. Quindi vi siete svegliati con il desiderio di esaudire i vostri sogni, le vostre idee, e a quanto vedo ci riuscirete. Proprio per questo motivo sarete quasi costretti a fare delle scelte pure in amore, quindi anche in amore dovete fare una sistemata, mettere un po' in ordine, lasciarsi alle spalle certe persone vi aiuterà pure. Nel campo lavorativo, se oggi avevate nei vostri progetti una trasferta o un viaggio di lavoro, pare proprio che sarete costretti a rimandare per un motivo o per un altro. Il segno del Toro. Durante questa giornata per voi non mancheranno le occasioni nemmeno in amore. Sarà facile cogliere le opportunità giuste e perfette. Quindi valutate bene quello che desiderate, perché questa giornata non mancheranno occasioni di incontrare nuove persone, fare nuove conoscenze, nuovi amici e, perché no, anche qualche nuovo amore. Nel lavoro siete sicuramente molto creativi del solito. In questo momento siete davvero in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema. Quindi è il vostro giorno fortunato, datevi da fare perché la riuscita ci sarà. Gemelli, se avete dei problemi nella vostra relazione, è il momento di cercare di discutere con il partner per trovare finalmente una soluzione. In questo periodo sarete anche al centro dell'attenzione, quindi occhi aperti, ok? Occhi aperti, perché sarete al centro dell'attenzione. Mentre per le coppie è il momento di prendere una decisione, di capire realmente, veramente, se vi sentite veramente di amare la persona che avete a fianco. Nel lavoro sembra proprio che oggi i nati sotto questo segno verranno messi alla prova. Bisogna cercare di avere pazienza e di avere tutto sotto controllo, altrimenti potrebbe arrivare qualche guaio da risolvere, quindi occhio. Cancro, in questa giornata vi dimostrerete attenti e molto interessati al divertimento, quindi oggi volete dedicarvi al divertimento e vi volete prendere una giornata di relax, senza troppi impegni. Avete bisogno di qualche informazione in più se state frequentando qualcuno.
impegnatevi a capire e a sapere di questa persona. Forse è il caso di indagare. Nel lavoro in questo periodo arriverà una notizia di carattere professionale. Per oggi però capirete soprattutto quanto valore hanno gli impegni, siate coraggiosi. Leone, la luna sembra essere proprio dalla vostra parte, vi porterà tanto fuoco, quindi è la giornata focosa, la luna è a vostro favore. Quindi approfittatene di questo magnifico venerdì. Certo che vi sentirete un po' di esagerare con alcuni modi di fare e con le vostre maniere. Potrebbero arrivare delle decisioni importanti. Nel lavoro, se da tempo state pensando di fare un acquisto, di provare a fare un investimento, oggi è la giornata giusta. Sembra che voi abbiate un disperato bisogno di distrarvi, ma attenzione, perché la vostra superficialità e la vostra distrazione potrebbe riscuotersi poi su altro. Quindi agite però con piedi di piombo. Il segno della Vergine. Oggi sarete abbastanza decisi in fatto di sentimenti, quindi sapete quello che volete oggi. State pensando a parlare alla vostra persona del cuore e aprirvi e dare disponibilità di capire di che pasta siete fatti. Se state vivendo una relazione ma anche una frequentazione, metterete all'altra persona di fronte a una scelta. Starà con voi o volterà pagina? Punto interrogativo. Lavoro. In questo periodo avete voglia di cambiamenti, avete tante idee, state pensando a dei nuovi progetti per il futuro. Bilancia, oggi avrete bisogno di parlare ed esprimervi senza pensarci troppo. Attenzione però al mostro modo di porvi, perché pure il vostro partner potrebbe non apprezzare molto l'atteggiamento. Quindi bandi gli scherzi, cercate di comportarvi in un modo più socievole e meno aggressivo. Nel lavoro in questa particolare giornata probabilmente avrete la possibilità di discutere per un nuovo accordo, magari una nuova trattativa. Scorpione, quest'oggi non avrete troppe novità sul fronte dei sentimenti, sembra però che la vostra voglia di cambiamenti sia sempre più grande e concreta in voi. Nel lavoro ci sono molte idee, però siete molto intuitivi pure, però questo non può aiutarvi nei progetti, nelle novità, anche quelle lavorative. Forse proprio oggi sarete anche in grado di risolvere finalmente una causa di carattere finanziario. Sagittario. Il consiglio migliore di oggi è quello di fare attenzione alle apparenze. Se state frequentando qualcuno, forse è il caso di non fidarsi con molta facilità, è un po' falso. Essere superficiale non aiuta sicuramente. Se siete impegnati in una relazione, cercate di essere sinceri sui vostri sentimenti. Sul lavoro in questa giornata volete esprimere le vostre idee e i vostri pensieri, occhi aperti a non trasformarli però in giudizi. Capricorno. Oggi Urano sarà in buon aspetto, quindi avete davvero tante possibilità di terminare la giornata in maniera positiva. Quindi è una giornata molto positiva per voi, cercate di approfittarne e passerete una stupendissima giornata. Sarete simpatici e gentili e queste caratteristiche possono aiutare anche in amore. Auguri. Nel lavoro sarai geniale quest'oggi, già anticipato che Urano sarà dalla vostra parte.
le buone idee non tarderanno ad arrivare. Acquario. In questo momento vi sentirete propensi, tirate molto verso una voglia di cambiamento. Diciamo che vorreste cambiare, avete questa voglia di cambiamento. Un po', diciamo che ci riuscirete pure, ma dovete usare molta calmezza. Dovete comunque riflettere anche e soprattutto molto sulla questione. Avete davvero voglia di qualche novità nel vostro cuore. Lavoro. Anche sul fronte professionale vorreste dei cambiamenti, quello che però dovete considerare è se tutto questo vi aiuterà in qualche modo, oppure il risultato sarebbe l'esatto opposto di quello che tanto desideravate. E andiamo con il segno dei pesci. Oggi i vostri sentimenti saranno intensi. Dovreste sicuramente sfruttare le occasioni. Sul lavoro sentirete un incredibile bisogno di esprimervi anche a livello professionale. Per fare questo dovete essere però attenti a una serie di fattori reali. Organizzatevi molto bene. Signori, e così era l'oroscopo del giorno venerdì 5 giugno 2020. Come io dico sempre, vi ringrazio per la vostra gentilezza dell'ascolto dell'oroscopo ogni giorno, e io vi rinnovo un appuntamento per domani col nuovo oroscopo. A tutti quanti voi, che le stelle siano sempre con voi.